Torniamo a ricordare l'appuntamento del 19 maggio con la prima edizione di Penalty, ovvero il vero e proprio show dedicato ai migliori per quanto riguarda i campionati eccellenza, promozione e prima categoria. 19 maggio, Teatro Moderno di Mascalucia, il tutto in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori e la FIGC di Catania. Salutiamo a questo punto naturalmente la seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben ritrovata. Se poc'anzi abbiamo visto una bella camicetta da parte di Federica, oggi vediamo tutto il tuo bel vestito rosso. Non è vestito invece rosso chi sta in postazione per quanto riguarda il campionato di promozione, ovvero Ciccio Lametta. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Però hai una cravatta nero-azzurra, no? È blu. No, nero-azzurro oggi no, oggi no. Non dobbiamo parlare di nero-azzurro, va bene, ok, è giusto perché sennò poi qualcuno si mette a piangere, come mister Mazzarri. Bene, ogni tanto insomma, parliamo anche del calcio che conta in questa trasmissione che invece parla di altre cose. Subito i risultati del campionato di promozione Girone A, siamo giunti alla 13ª giornata di ritorno. Fulgatore Cus Palermo 1-1, Cefalù Città di Carini 2-0. Strasatti, Dattilo 0-0, Delfini Vergine Maria, Favignana 4-3, Montemaggiore Ligni Trapani 1-1, Paceco Monreale 3-0, Salemi Real Calcio 3-2, Riposa Castellammare. In classifica con questa vittoria il Paceco porta a 5 punti di distacco, si porta a 5 punti di distacco dal Cefalù. La matematica ancora non ha segnato il primo posto, però ormai praticamente tra 7 giorni probabilmente vedremo il Paceco raggiungere il campionato di eccellenza. Può già partire la schermata e sentire anche il commento tecnico da parte di Ciccio Lametta. Sì, quasi matematico ormai. Quasi matematico, e vittoria che ha tanto il profumo del trionfo, quella di oggi del Paceco, che sicuramente è entrata nel pieno della forma nel momento decisivo, il momento che gli ha consentito di sorpassare e poi consolidare il suo primato. Dal momento in cui ha preso la vetta il Paceco, dietro di lei sono nate invece tanti episodi che hanno portato ad esempio oggi il Cefalù ad occupare la seconda poltrona, e quindi quella più importante in ottica finali playoff. L'ha fatto oggi con una bella vittoria casalinga sul Città di Carini, mentre è stato clamoroso il pareggio esterno del Dattilo contro l'ultima in classifica, un pareggio veramente 0-0 che non ci aspettavamo. Dattilo che è stato anche raggiunto dal Salemi. E in coda la squadra del giorno è il Delfini Vergine Maria, che con un roboante 4-3 ai danni del Favignana si è portata oggi fuori dalla zona playoff e playout. Ad oggi infatti lo spareggio per non retrocedere sarebbe quello tra Cus Palermo e Fulgatore. Allora, sentiamo anche un po' i nostri ospiti, lasciamo ancora qualche istante la classifica. Paceco, quindi provincia di Trapani in testa, a seguire Cefalù, provincia di Palermo. È stata una battaglia considerevole. Voglio sentire prima Michele. Come vedi la prospettiva? Ormai il Paceco è quasi matematicamente. Quasi matematicamente. Manca un punto, quindi. Sì, infatti in eccellenza, salirà in eccellenza e poi... Ma vedo anche il Trapani e il Monreale, se la giocano 1, 2, 3, 4... No, sempre in vista playoff. Playoff, sì. Anche se il Trapani rischia di... Io penso il Monreale magari, sì. Insomma, sarà una dura battaglia, Filippo, anche per quanto riguarda gli eventuali playoff. Diceva Ciccio, praticamente il Dattilo è da qualche settimana che non sbaglia un colpo. Che praticamente un attimino... E la sorpresa è negativa. Sì, ma mancano ormai 2 giornate, quindi ormai i giochi sono fatti a questo punto, sicuramente sì, per quanto riguarda la classifica, ormai è molto chiara. È vero, è vero. Bene, e adesso parliamo subito dell'altro girone, del girone B, anche in questa occasione, 13ª giornata di ritorno. Questi i risultati. Sant'Agiolese, Castelbuono 1975, 1-1. Atletico Villafranca, Città di Milazzo 0-3, Castelbuonese Mamertina 6-1, Ghibellina Randazzo 2-3, Ciappazzi Riviera Messina Nord 3-3, Fiume Freddese Sinagra 2-1, Torregrotta Sporting Taormina 0-1, Riposa Pistunina.
Ha vinto lo Sporting Taormina fuori casa, ma la Castelbonese con 6 gol continua a mantenere di soli 2 punti il distacco dalla vetta. Commento di Ciccio e nel frattempo possiamo vedere anche la schermata della classifica. Sì Ettore, se nel girone A la vittoria perentoria del Paceco, come l'abbiamo definita, dava il profumo del trionfo, è chiaro che qui la situazione è ancora un po' più ingarbugliata, però la vittoria esterna del Taormina è stata clamorosamente importante. Vittoria di misura contro il Torregrotta, una partita che ci hanno detto molto dura e tirata fino alla fine, quindi il Torregrotta onore a questa squadra che ha venduto cara la pelle, onorando il campionato fino alla fine. E la Castelbonese ha vinto benissimo invece 6-1, quindi ha sprecato anche meno energie sia fisiche che nervose, quindi sicuramente ci crede fino alla fine nella promozione diretta e comunque si prepara al meglio per gli eventuali spareggi playoff. Spareggi playoff che oggi vedrebbero questa semifinale tra Città di Milazzo e Sant'Angiolese, però oggi il Milazzo, vincendo, a differenza della Sant'Angiolese fermata in casa dal Castelbuono, ha acquisito ulteriori 2 punti di vantaggio, quindi a +7, probabilmente proverà fino alla fine a raggiungere il +10 e quindi non disputare questa partita. Ricordiamoci però che mancano solo 2 giorni. Solo due giornate. Sì. In coda invece non si disputerebbero ad oggi play-out, avremo 3 retrocessioni dirette, per quanto il Rivera Messina Nord ha mosso la classifica e magari proverà anche in queste ultime 2 ancora a raggiungere i play-out proprio in extremis. Sporting e Taormina in testa, Filippo conosce bene la realtà del messinese, soprattutto nella zona di Taormina, Fiumefreddo, Santa Venerina, perché insomma quest'anno ha allenato la squadra del Santa Venerina. Sporting e Taormina che comunque si ritrova in vetta e cercherà di andare nel campionato di eccellenza e viene il dubbio, questo lo rivolgo a tutti, no? Il prossimo anno 2 squadre di Taormina addirittura in eccellenza. Guarda, 2 squadre poi c'è un'altra squadra che sta facendo benissimo in prima categoria. Ce n'è un'altra in seconda categoria che farà sicuramente... Ma quante risorse direi! Sicuramente farà i playoff sicuramente, Sì, per certo. cui significa che a Taormina, non lo so... Sanno giocare a calcio. Sanno giocare, no, ma c'è tanta Forse gente c'è da qualche fuori. sponsor che insomma Esatto. sta Secondo finanziando me ormai tanti dopo la progetti. vittoria nello scontro diretto della settimana Sì. scorsa, a 2 settimane dalla fine... Non penso che avrà problemi a vincerlo questo girone. Non credo proprio, però... La Castelbonese però ha fatto un campionato straordinario, non possiamo... A Castelbuono ci sono anche altre 2 due squadre, il Castelbuono 1975 e la Castelbonese. Michele... Scusa, contento per il Fiumefreddo che che rimane si è sempre salvato. tranquillo. Il Città di Milazzo Sì, può infatti, essere sì. una delusione in questo Io girone? stavo proprio dicendo questo, per me è stata una delusione in questo girone, io lo portavo per favorito già a inizio stagione, anche se lì è a 4 punti. Ha iniziato male, poi pian pianino si è ripreso, ma quei punti non è riuscito più a recuperarli. a recuperarli, sì, infatti, e il Taormina ha rosicchiato punti su punti e si merita la testa della Infatti. classifica. Bene, ci dobbiamo fermare perché tra poco continueremo a parlare del campionato di promozione con gli altri 2 gironi, il girone C ed il girone D. La parola quindi la diamo a Giulia che ci lancia la pubblicità. Ci vediamo tra qualche minuto con penalty. Easy on the